una bellissima foto con la grande Viola Valentino, mi viene da dire, aspettò picciu, automatico, e che? Al di là delle battute, comunque come mai Viola Valentino qui a Rosazzo? Ma perché ho degli amici molto cari, tra i quali Ricky, appunto il proprietario di questo locale, che ogni tanto ci dobbiamo rivedere per forza e quindi magicamente io arrivo, non si sa perché, non si sa per come, arrivo per affetto, per amore nei confronti dei miei amici che poi rivolgo alle persone che mi vengono ad ascoltare ed è sempre una cosa bella tutte le sere. Poi la location si sposa, no? La location? Si sposa, no? A queste serate. Sì, è una cosa semplice, bella, calma, tranquilla, famiglia, quindi mi sento a casa mia. Cosa vuol dire fare ancora oggi musica dal vivo e saper trasmettere quelle emozioni che coinvolgono il pubblico? Che vuol dire? Per me è tutto. È importante cantare, ovviamente è importante cantare dei brani interessanti, però è importante anche appunto instaurare un rapporto con la gente e creare un feeling che nessuno può più rompere. Ogni volta che io canto lo creo e quando l'ho creato nessuno può slegarlo, scioglierlo. Feeling, facciamo finta che sia un filo. Filo conduttore. Sì, è importante. Poi queste serate un po' ricordano i club, no? Ricordano? I club, no? Quei momenti particolari che si iniziano a dare quel senso nella vita musicale, artistica anche di un cantante e soprattutto di chi ascolta. Certamente sì, perché comunque sono serate che cominciano così dal niente, c'è Tizio, c'è Caio, c'è Viola, c'è quell'altro, però l'importante poi dopo, ti ripeto, è instaurare un rapporto diretto con le persone e questo te lo permette un posto diciamo medio grande o piccolo, perché quando noi ci esibiamo in grandi situazioni ovviamente possiamo avere un contatto ma è molto più lontano. Però devo dire che ci riesco anche quando faccio posti grandi, questa è la cosa importante. Senta, questi sbarbatelli che vanno molto spesso a questi avvenimenti tipo X Factor, insomma questi talent scout televisivi, lei invece che è nata, diciamo così, ha cominciato dalla gavetta, che insegnamento può dare ancora oggi a questi giovani forse troppo presto arrivati? Ma io seguo X Factor in particolare perché, non so, ho una simpatia per questa trasmissione. Poi c'è The Voice, poi c'è De Filippi poi c'è qualche altro talent, non lo so, che di non esaltarsi, perché oggi ci sei, domani non ci sei più. Quello che conta nella vita è essere e non apparire. L'importante è essere, non apparire. Quindi magari puoi anche essere un artista tra virgolette non conosciutissimo come questi ragazzi, però se ci sei, ci sei. Quindi non esaltarsi mai, questo è l'importante da dire a loro, non esaltatevi perché questo mestiere un giorno sei out e un giorno sei in e un giorno sei out. Senta, Viola Valentina invece che contributo può dare ancora alla musica italiana? Tanto! Sono sempre in produzione io, quindi non si ferma mai? No, non mi fermo mai. Negli ultimi 4 anni ho tirato fuori 5 dischi importantissimi: Pannafragoli Cipolli, Tacchi di Giada, Aleati Nonobi, Rose Chanel, forse 4, non 5, 4, dimmi 3 anni, quindi mi sembra il massimo. Poi che la discografia sia in crisi, questo nessuno lo mette in dubbio, perché purtroppo lo è e i dischi non si vendono più, però c'è uno zoccolo duro che ti segue, che i dischi li compra. Non si può diventare ricchi come una volta, ti parlo del 68, del 58, non lo so, quando c'erano Morandi, Ruggeri, Ranieri, che ne so, Ramazzotti. I milioni di dischi non li vende più nessuno. Una volta ricevevamo dei premi che erano il disco d'oro, il disco d'argento, il disco di platino con
500, 700, milioni di copie. Oggi come oggi un disco di platino si riceve con pochissime copie, quindi significa che i dischi non si vendono più, la discografia è veramente in crisi. Bisognerebbe capire il perché la discografia è in crisi, non si riesce a capire il perché comunque teoricamente un pubblico che ti ama dovrebbe volere il tuo disco in packaging, no? E invece poi con il web, con le canzoni da scaricare, con tutti questi siti che ci sono che trasmettono brani, c'è un po' di marasma, quindi gli artisti sui dischi in questo momento non hanno più un grande riscontro di vendite eccezionali, ma neanche quelli che magari non so partecipano a Sanremo, cioè il primo di Sanremo non vende quanto io ho venduto con Comprami o con altre canzoni. È una magia strana e comunque capita, è successo in questo periodo storico, ci stanno un po' massacrando, devo dire, e li stanno anche massacrando. Io parlo anche dei ragazzi giovani, perché comunque massacrano un po' tutti con questa indifferenza che c'è nell'acquistare un disco nel negozio, di avere il disco impacchettato, bello, magari preferiscono scaricarlo in una cattivissima qualità, però scaricarlo gratuitamente. Per la musica questo non è giusto, ma non per noi, è proprio per la musica che non è giusto, perché tu scarichi un disco da internet, lo scarichi male, lo scarichi con un pessimo ascolto, però se l'importante per loro è averlo senza pagarlo, va benissimo così. Se invece vogliono avere un disco vero, ci sono ancora i negozi di dischi che sono aperti, quelli che sono aperti, perché molte catene di venditori di dischi tipo la Fnac, piuttosto che la Feltrinelli, piuttosto che la Mondadori, stanno veramente in crisi, perché appunto non c'è più questo mercato dell'accoglienza che è avere un disco dell'artista in mano, con le foto, con tutto. Non c'è per tutti. Dovrebbero ritornare tutti un po' indietro e dire: voglio ascoltare questo brano, lo voglio ascoltare in ottima qualità, e allora consiglione: negozio, comprate il disco. Prossimo appuntamento? Non è un mio problema, cioè è un problema generale. In generale, no? Sì. Senti, per concludere, prossimo appuntamento? Adesso settembre è finito, con questa serata mi finisce settembre e poi ricomincio in ottobre, il 5 sarò in Puglia, e poi il 25 sarò a Salice Terme, poi non mi ricordo perché non ho il calendario qui sotto mano, mi ricordo queste date in particolare. Allora, per concludere, Viola Valentino, la classe non è acqua ma Tokai. Siamo anche nella zona giusta. No, ma la classe non è acqua, non lo so, io non mi giudico, voglio che gli altri mi giudichino e mi dicano se sono stata brava e se sono stata non brava. In genere quando finisco un concerto sono sempre tutti contenti, e questo per me è la cosa più importante, perché poi la felicità di un artista è quella anche di dare, al di là del prendere un cachet, perché comunque tutti viviamo e tutti abbiamo le nostre esigenze, però l'affetto della gente per me è una cosa importante, quindi conquistare l'affetto della gente è una cosa significativa che non bisogna mai dimenticare. Complimenti. Dimenticare mai.